Noi dobbiamo anche fare, se mi permettete, un po' di attenzione e di non, scusatemi il termine, ma sputtanare sempre le nostre località quando invece si sta facendo anche un lavoro importante. Quando ci vuole, parola di assessore regionale al turismo. E sul piatto c'è l'ennesima estate cafona che sta per andare in archivio a Venezia. Non sono mancati tuffi e spogliarelli, banchetti e bivacchi, ma Caner lancia pure un appello a chi diffonde le istantanee del degrado, perché così dice si fa male alla propria città, anche se i problemi del centro storico e non solo esistono. Noi non possiamo avere queste immagini di persone che arrivano, si spogliano, si buttano dal ponte di Rialto, piuttosto che altre situazioni incresciose che abbiamo visto in città. Evitare questi abusi, abusi anche nelle località, abusi anche nella ricettività di Venezia. No? Penso alle locazioni turistiche non controllate, ora si sta lavorando su questo non solo come Venezia ma anche come Regione Veneto, e ovviamente bisogna stringere un po' la vita, perché altrimenti poi c'è sempre qualcuno che si diverte a lanciare questi video, lo fanno un po' per provocazione, però poi questi video arrivano a livello internazionale, poi la gente pensa di trovarsi di fronte a chissà che cosa, e attenzione perché queste cose accadono in tutte le città internazionali del mondo. Una Venezia che nel panorama di un Veneto in stato ottimale in questi primi 7 mesi del 2018, in fase di assestamento dopo il boom del 2017, vede proprio gli albergatori veneziani lamentare un meno 15% di presenze negli hotel, colpa dei fattori sopracitati, dal caos della gestione turistica alla giungla del turismo ricettivo, ma è lo stesso assessore a rassicurare sui dati e sul futuro. Venezia, centro storico, da sola fa oltre 10 milioni di presenze. Poi se prendiamo Mestre e tutta diciamo, il comune, arriviamo ovviamente a molto di più, ma quindi questo per dire che comunque le presenze in città sono notevoli da tantissimi anni.